coltello anticamente veniva costruito da tutti i fabbri che nei nostri paesi ai tempi esistevano. Doveva fare di tutto, dal coltello alle forbici che venivano usate per tosare le pecore, all'attrezzo per tagliare il fieno, alla zappa che veniva usata per zappare la terra. Il coltello, diciamo che ai tempi antichi veniva fatto in qualsiasi paese. Io posso dire che sono stato fortunato perché ho trovato un maestro, Paolo Calarisu di Pozzomaggiore, che mi ha voluto tramandare il suo sapere, perché anche secondo lui, non tramandando certi valori, tutto finisce lì, questa attività viene a morire. Allora, le parti che compongono il coltello sono la lama, l'anello e il manico. Per il manico vengono usati vari tipi di corni, però il corno principale usato per fare il tipico coltello sardo è il corno del muflone o il corno del maschio di pecora, del montone di pecora. Devono ricercarlo dai rappresentanti che vengono in Sardegna, che lo portano dal Marocco. In poche parole, tutte le corna che noi utilizziamo, la maggior parte sono tutte corna di montoni marocchini. Si possono usare vari tipi di altri materiali, tipo corna di cervo, avorio, lamicarta e tantissimi altri materiali che si trovano in commercio molto facilmente. Allora, il manico è formato da due placchetti di corno, nel quale viene ritagliata la parte esterna, dopodiché viene riscaldata e addrizzata con due placche di ferro. Dopodiché il pezzo del corno che viene addrizzato viene levigato e lucidato per formare le placchette che formano il manico. Allora, il coltello che costruisco io in sardo viene chiamato qua bottida saleppa, mentre in altri paesi del centro Sardegna viene chiamato resorza. All'interno di queste due placchette viene messa l'anima, è in acciaio inox, viene tagliata e lavorata sempre rispetto alla forma della dima del manico. È un elemento molto importante nel coltello del tipo patata, perché dà la robustezza allo stesso manico del coltello. Allora, l'anima viene fissata alle due placchette tramite i ribattini in ottone, i quali passano attraverso dei furi creati sull'anima e sulle due placchette. In questa sgrossatura vengono fatte le inclinazioni delle placchette per dargli già la forma tipica del manico tondeggiante. Dopodiché nelle placchette stesse vengono fatte anche la sgrossatura per il posizionamento dell'anello in ottone. Lì viene fatto dello scavo, fatto con un trapano fresa, e dopo con le varie lime grosse e fini.
Per la lama io normalmente uso il C70, che è un acciaio non inox, dunque si ossida col contatto di agenti esterni, e questo, il C70, viene utilizzato molto spesso perché è facile da temperare e mantiene il filo. E io ritaglio la forma giusta della lama con l'utilizzo di una dima. E passo alla sgrossatura della stessa con delle carte, e si inizia con la carta più grossa, da una grana 80 sino ad arrivare anche a delle grane molto fini per renderla lucida. Una volta sgrossata la lama e lucidata, viene eseguita il trattamento termico, che serve per l'indurimento dell'acciaio. E poi diciamo che si possono usare vari tipi di acciai inox e anche acciai damascati, che sono degli acciai compositi di vari materiali. Ci dedichiamo all'esecuzione dell'anello. Si possono usare vari tipi di materiali: l'ottone, l'alpaca, l'argento, l'oro, a seconda del cliente che sceglie il tipo di materiale. Allora, una volta che noi abbiamo dato la forma all'ottone, l'abbiamo lucidato e tutto quanto viene predisposto sullo scasso che è stato eseguito. Le tipologie del coltello, diciamo che abbiamo coltello da scanno, coltello da scuoio. Il coltello da scanno era quello con la punta allungata, dritta, mentre quello da scuoio aveva e ha la lama panciuta, tondeggiante, e serviva appunto per la scuoiatura dell'animale. E poi viene eseguita la piccatura sopra l'anello, che sarebbero i disegni e le decorazioni che vengono fatte per abbellire il coltello. Eseguite questa piccatura, viene fatta l'ultima lucidatura e abbiamo il lavoro finito.